Il liceo Leonardo, diretto da Patrizia Pilato, e l'Ordine dei Medici di Agrigento, presieduto da Giovanni Vento, presentano in conferenza congiunta nella sede dell'Ordine dei Medici il liceo biomedico Leonardo. Il liceo biomedico Leonardo di Agrigento prende avvio oggi con la sottoscrizione della convenzione con l'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento sulla scorta di un accordo tra il MIUR e la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, che ha fortemente voluto già 7 anni or sono questo tipo di percorso. È un percorso che vedrà i ragazzi impegnati in 150 ore di lezione frontale curate da docenti di biologia esperti dell'istituto ed esperti medici indicati dall'Ordine dei Medici. In particolare i nuclei tematici quest'anno trattati saranno la dermatologia, l'ortopedia, l'ematologia e la cardiologia e saranno proprio impegnati i ragazzi in attività anche di laboratorio sotto forma di simulazione dei casi in percorso di alternanza scuola-lavoro. È un percorso che prevede l'istituzionalizzazione a regime, poiché è intendimento del Ministero e della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici riservare una quota di alunni che hanno frequentato con particolare profitto il percorso triennale del liceo biomedico all'accesso alla facoltà di medicina. Si tratta di una iniziativa assolutamente originale in un territorio come il nostro, in cui la domanda per l'accesso alla facoltà di medicina e a tutte le facoltà in ambito sanitario è altissima, e quindi è chiaro che è un servizio che viene reso all'utenza del territorio di alto profilo. Tutto gestito da una cabina di regia nazionale in accordo tra il Ministero e la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. I ragazzi saranno impegnati anche a cadenza bimestrale in un test di 45 quesiti a risposta multipla, che serviranno proprio a verificare le reali attitudini di coloro i quali poi decideranno di approcciarsi al percorso di medicina e facoltà similari. Nel protocollo d'intesa è previsto che l'Ordine dei Medici nomini un suo medico consulente coordinatore e poi alcune figure di docenti che durante l'anno e per un percorso sottoscritto di circa 3 anni, di 3 anni, dovranno, come dire, fare le lezioni, dare quelle informazioni tecniche che attengono all'anatomia, alla biologia, alle patologie in generale, che serviranno come dire, di formazione e di orientamento per questi giovani studenti che hanno questa propensione, quantomeno orientarli in questo settore, in questo campo. Avremo modo anche di far frequentare a questi giovani interessati, queste classi che saranno formate, anche ambienti sanitari con un'organizzazione ben precisa che fa capo appunto al medico coordinatore e ai docenti d'istituto. Potranno frequentare anche alcuni reparti ospedalieri o anche dei poliambulatori, proprio per dare una maggiore acquisizione di quelle che sono le tecniche di lavoro di impegno e che possono servire, ripeto, ad orientare e a formare questi giovani che sono interessati a queste problematiche.